Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla 29esima puntata di stagione di calcio di rigore. C'è stato ieri già il primo verdetto per quanto riguarda il campionato di promozione. Possiamo dirlo, la Giovane Cattolica si è laureata campione e quindi è approdata nel torneo d'eccellenza. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre il numero per interagire con noi in sovraimpressione, lo trovate proprio adesso, il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Passiamo subito a salutare gli ospiti di questa serata, ritroviamo come sempre con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Andiamo a salutare invece per la prima volta nei nostri studi l'allenatore dell'Alfonsine Mattia Gori. Salve, buonasera. Invece lui è un amico che abbiamo conosciuto qualche mese fa, è venuto nuovamente a trovarci, Giovanni Alcerati di S del Ronco e del Wise. Ciao a tutti. E infine lui è la prima volta nei nostri studi, il portiere del Bacchia Cesenatico, Angelo Russo. Buonasera a tutti. Ciao Angelo, iniziamo da te. La domanda che mi viene spontanea da farti, 11esimi in classifica, come mai con tanta qualità che avete in campo? Ieri ho visto la vostra partita, soprattutto a centrocampo, tantissimi giocatori importanti, ma anche in avanti, bomber magnani. Forse qui ci vorrebbe un indovino per rispondere bene a questa domanda, ma la verità sta un po' in diversi componenti, soprattutto l'età anagrafica della squadra non ha aiutato a raggiungere qualche risultato magari che ci si aspettava inizio stagione, forse un po' più di stare un po' più in alto in classifica. Hai detto bene, abbiamo un centrocampo penso fortissimo, ma ieri c'erano titolari 2-2000 e un 98 o un 99, sì. Se non mi ricordo bene, quindi siamo arrivati a fine stagione a un percorso di crescita netto, evidente. Ieri ce la siamo giocata alla pari, forse nel primo tempo anche qualcosina di più. Sì, dopo vedremo le immagini, infatti. Con la prima della classe, il Nova Feltria, e mercoledì sera abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso, non voglio usare questo termine perché secondo me è giusto, contro il Verrucchio, che era una squadra in formissima, che si giocherà i playoff fino alla fine, e quindi questo deve far ben sperare per il futuro, perché la base da cui ripartire è ottima. È stato un anno di transizione dopo la retrocessione dell'anno scorso, però secondo me per il percorso di crescita che si è fatto è un anno assolutamente positivo. Chiaro, si poteva fare qualcosa di più sicuramente, ma almeno non abbiamo fatto danni, che a un certo punto della stagione non era così scontato. Giovanni, invece per voi tutto facile, 3-0 addirittura avete vinto, insomma continua questa marcia trionfale verso le parti alte della classifica. Sì, è stata una bella domenica, sicuramente è un risultato importante, è una partita che presentava un divario in classifica che poteva ingannare, perché comunque la nostra storia di quest'anno non solo dice che tante volte si è scesi in campo con squadre che avevano tanti punti in meno in classifica e alla fine il risultato non è stato a nostro favore, quindi è una vittoria importante. Hanno vinto, a parte il pareggio nel big match fra Cotignola e Torcon, che hanno vinto le squadre interessate alla lotta playoff, e ha vinto il Cattolica, che si è laureato meritatamente campione e può già festeggiare l'eccellenza. Mattia, invece per voi una sconfitta così 4-2 contro la FIA Riccione, cosa è successo a parte di ieri? Una partita aperta a qualsiasi risultato, diciamo due squadre che secondo me hanno nel reparto offensivo la loro migliore qualità, una partita che poteva finire in una vittoria, una sconfitta, in un pareggio per ambedue le squadre. È stato un palo, una traversa, due gol noi grossi, divorati e tu per tu col portiere. È stata una partita molto molto aperta, giocata bene a livello offensivo da tutte e due le squadre, che non avevano nessun tipo magari di timore dovuto alla classifica o ad ansie particolari, ecco. Tra poco ti chiederò qualcosa in più. Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, al mister volevo chiedere, noi abbiamo sempre detto in questa sede che l'Alfonsine forse mancava qualcosa dietro.
E adesso te mi parli di grande attacco sia da parte della Fiericcione sia dalla parte dell'Alfonsine, ma c'è qualche anche demerito a livello difensivo della partita di ieri o del campionato in generale o no? Ma noi inizio anno sinceramente eravamo partiti con tante difficoltà, tantissime, dovute prima di tutto al grandissimo ridimensionamento del budget, la retrocessione dolorosa sia a livello economico che a livello societario, di ambiente, di tutto. Quindi siamo partiti con 13-14 juniores promossi con me in prima squadra. Difficoltà erano tante. Abbiamo deciso di improntare un gioco offensivo perché sicuramente se l'avessimo improntato per difenderci non avremmo fatto i punti che abbiamo fatto adesso, perché non avevamo magari l'esperienza per poter fare quel tipo di partite. Quindi una buona parte dei gol magari sono dovuti anche allo nostro atteggiamento di gioco, una squadra che cerchiamo sempre di pressare alto, quando pressi alto difendi con tanto campo dietro, una lettura sbagliata rischi di prendere gol. Però secondo me anche questo è dovuto al fatto che abbiamo fatto veramente tanti gol e tanti potevamo farne. Ebbene sì, ricordiamo anche qualche dato, 64 gol fatti e 41 subiti, quindi dicevi tu giustamente c'è stata qualche difficoltà iniziale, anche noi ne parlavamo qui in studio, ma avevamo appunto fatto i conti con la realtà che poteva essere quest'anno, quella di una retrocessione, e quindi sì, la ripartenza è sempre difficile, ne sa qualcosa anche Angelo, come diceva giustamente prima. Partiamo a vedere con Stefano Papini dalla regia risultati e classifiche del campionato di eccellenza, così poi facciamo anche un punto della situazione con il nostro Giacomo. Fiericcione Alfonsine 4-2 come detto, San Pietro in Vincoli Argentana 1-2, Russi Castrocaro tra poco vedremo il servizio 0-0, Diegaro Cervia 1-1, Massa Lombarda Granamica 1-3, Marignanese Progresso 1-1, Corticella Real San Lazzaro 5-0, Faenza San Primola 2-1, classe Savignanese ai Big Match 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Qui la Savignanese continua ad essere a comando a quota 64 punti, segue il classe a 58, Granamica 57, Alfonsine 51, Castrocaro 50, Fiericcione e Argentana 49, Corticella 46, Diegaro 42, Faenza e Marignanese 40, Progresso, Massa Lombarda, Sampa Imola 37, Cervia 34, Russi 30, San Pietro in Vincoli 27, Real San Lazzaro 1 punto. Giacomo, prima di andare a vedere il servizio relativo a Russi Castrocaro, Savignanese e classe si sono annullate a vicenda, allora ti chiedo, Savignanese davvero vicinissima alla conquista di questo campionato vedendo il vantaggio? Sì, sicuramente è vicinissima, anche perché ieri è vero il risultato dice 0-0, ma ricordiamo che la Savignanese ha sbagliato un rigore, quindi aveva questo match ball per chiudere partita e anche campionato, però con 3 turni io penso che sia molto difficile che il classe riesca a recuperare. Senti, invece la zona rossa di classifica è molto accesa. Parlavamo prima appunto, anzi nelle puntate scorse, del grande campionato fatto dalla Marignanese, poi si è stoppata un po' la formazione allenata da Simone Lilli, adesso praticamente dalla decima, e se Stefano ci aiuta con la classifica, dalla decima che è il Faenza a quota 40 fino al Russi i giochi sono aperti. Sì, forse il Russi io lo vedo già più in difficoltà, però sicuramente dalla Cervia in su i giochi sono aperti. Attenzione alla Marignanese che, come ben detto te, aveva avuto un filotto molto importante e forse si è addormentato nel momento sbagliato, anche perché le ultime 3 partite ha fatto un punto e sinceramente sta compromettendo tutto quel grande lavoro che aveva fatto fino adesso Mister Lilli. Eh sì, poi avevamo visto nel turno scorso anche l'impresa del Sampa Imola che stava recuperando un po' di posizioni in classifica, sono tutte lì a 37 punti, sì, qualcuno ha qualche punto in più come la Marinese Faenza a quota 40. Ebbene, andiamo a vedere il primo servizio di questa serata tra Russi e Castrocaro. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Una chance persa per i russi per accorciare le lunghezze dalle concorrenti per la zona rossa di classifica, anche se di fronte c'era un Castrocaro che, seppur occupi le zone alte di classifica, non è apparso certo irresistibile, anche se nei primi minuti il primo pallone capita sulla testa di Pezzi, a cui segue il tiro di Bonavita con uguale esito. Lo stesso Bonavita dalla distanza chiama la presa a Casadio, che deve ancora rendersi protagonista quando vede il traversone di Casotti sprecato da Battiloro. È lo stesso numero 11 a chiamarlo in causa sulla deviazione che lo costringe a rifugiarsi in corner. Nel mezzo un tiro terminato a lato da parte di Ricci Fra Battista. Nella ripresa Russi maggiormente convinto, Gualandi chiama l'intervento Ruffini, che tuttavia è costretto a superarsi quando blocca sulla linea di porta una punizione bomba di Ricci Fra Battista. Il Castrocaro si vede da corner con Battistini che alza la mira e con l'ultimo tentativo di Bonavita che da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta, 0-0 che non accontenta nessuna delle due compagini in campo.
Mattia, la Savignanese davvero merita questo primato, è la più forte di questo torneo a tuo modo di vedere, oppure c'è qualche altra squadra che è rimasta indietro? No, nettamente, assolutamente la Savignanese merita e ricordo con piacere la partita che abbiamo fatto con la Savignanese in casa nostra, il recupero serale di una partita rinviata per neve. Per me una partita bellissima, finita 0-0, tra due squadre che si sono annullate a vicenda, magari per lo spettacolo non è stata una grandissima partita, è stata una partita giocata molto bene, per me la Savignanese ha meritato, ha strameritato di vincere. Invece la Fioriccione che l'hai affrontata ieri, che impressione ti ha fatto che in questo momento è al sesto posto della graduatoria? La Fioriccione ha un potenziale offensivo nei 4 attaccanti notevole, forse anche superiore alla classifica che ha. Poi magari anche loro, come noi, in alcuni reparti sono molto giovani, quindi l'inesperienza, basta vedere che loro hanno fatto molto bene con le prime della classe e poi quando hanno giocato contro le squadre magari che lottano per salvarsi hanno fatto molta fatica. Questo è sicuramente dovuto alle squadre che hanno un po' meno esperienza in determinati ruoli chiave e alla fine poi lo paghi. Non è facile rispondere, però se questa sera dovessi dirmi quale squadra ti ha deluso un po' a livello di aspettative? Beh, allora, secondo me come rosa globale ci sono tante squadre che potevano ambire a qualcosa in più, nel senso io penso alla rosa globale, per me l'Argentana è un'ottima squadra globalmente, è vero. Tanti vecchi, bravi, giovani di buona qualità e poi adesso si è sollevata facendo un ottimo finale di stagione, ma complessivamente forse più di tutti il progresso perché era partito con ambizioni magari molto più elevate e sta facendo fatica, secondo me però si salverà. Eh sì, abbiamo visto infatti una lotta molto accesa per quanto riguarda la zona rossa di classifica. Andiamo a vedere con la regia il prossimo turno, perché poi volevo fare delle altre domande. Prego Stefano. Classe Corticella, Real San Lazzaro Digaro, Argentana Faenza, Cervia Fiaricione, Alfonsine Marignanese, Progresso, Massa Lombarda, Granamica Russi, Castrocaro San Pietro in Vincoli, Savignanese e Sampa Imola. Allora un occhio di riguardo, rimaniamo qualche secondo Stefano dalla regia. Giacomo, classe Sampa Imola e classe Corticella, ma anche Cervia Fiaricione per quanto riguarda soprattutto i Cervia alla zona rossa di classifica. Sì, per quello che riguarda la lotta per le zone basse, anche Progresso Massa Lombarda la vedo molto interessante. Bravo. Però sicuramente la partita per eccellenza sarà Savignanese e Sampa Imola, anche se prima della classe contro una squadra di zona di retrocessione, anche perché può mettere veramente in palio il campionato. Complimenti a mister Gori per l'ottimo lavoro svolto, saluti da Ravenna e poi ci iniziano a scrivere da Cattolica e gli amici, complimenti a tutto lo staff della Giovane Cattolica per questa importante affermazione e che la festa abbia inizio. Un grazie particolare al presidente Francesco Vicino per averci riportato in eccellenza. Ci uniamo anche noi appunto ai complimenti per la formazione giallorossa e poi domenica cercheremo anche noi con la nostra presenza, con le nostre telecamere di essere presenti alla gara interna del Cattolica davanti ai propri tifosi per festeggiare questa impresa. Andiamo a vedere adesso il campionato di promozione, sempre dalla regia, il nostro Stefano Papini alias Papen che ci mostra risultati e poi classifica con ordine. Reda Bellaria Igia Marina, qui si è giocato a tennis per il nostro Giacomo Alpini 6-4 con 2 rigori addirittura sbagliati. Stella San Giovanni del Duca Ribelle 0-2, colpo del Duca Ribelle in esterna. Igia Marina Gambettola 0-1, San Pierana Gatteo 1-0, Savanna Giovane Cattolica 0-1, Pietracuta Reno 2-1, Ronco Edelweiss Savio 3-0, Calcio Cotignola Torconca 2-2, Football Cava Tropical Coriano 1-1. Andiamo a vedere la classifica che vede la Giovane Cattolica fermarsi in questo torneo a quota 69, segue Calcio Cotignola 59 e attenzione domenica prossima il big match tra prima e seconda della classe. A terzo posto troviamo Del Duca Ribelle 58, quarto Torconca 57, quinto Ronco del Weiss 56, poi Pietracuta 55, Tropical Coriano 51, Reda 48, Gambettola 46, Stella 41, Igia Marina 40, Football Cava 40, Reno 39, San Pierana 38, Savanna 32, Gatteo 21, Savio 18, Bellaria già retrocesso a quota 3 punti. Giacomo, io inizierei da te perché ieri nessuno l'ha detto, o meglio, è un risultato che è passato inosservato, ma pian piano la San Pierana è lì, perché l'Igia Marina e la Stella che avevano compiuto la scorsa settimana 2 vittorie esterne, ieri paradossalmente hanno perso entrambi in casa e si è avvicinata la San Pierana in virtù del risultato di 1-0 in favore del Gatteo.
Sì, sicuramente sta facendo un finale di campionato che è nelle sue potenzialità, perché a mio avviso la Sampierana non dovrebbe stare in quelle zone basse della classifica e sta cercando di mettere il piede fuori da questa zona play-out, però non sarà molto semplice anche perché ormai mancano 3 partite, quindi deve veramente fare uno sprint finale veramente eccezionale. Allora, qui volevo sentire proprio Giovanni, ma prima ti riporto una domanda di questo spettatore. Buonasera, volevo chiedere al DS del Ronco se giochiamo, se gli piace il gioco che produciamo. Provo a cambiarti un attimo la domanda. Come vede il DS l'accoppiata Montalti-Linguerri? Ha chiesto se giochiamo male, immagino. Sì, No, sai già chi è. Sì. Non giochiamo male, la vedo bene, insomma, ed è merito loro, è anche merito loro, oltre ai ragazzi, i risultati che sono arrivati nell'ultimo periodo. Senti Giovanni, più da me che sono un giornalista e quindi un esterno per quanto riguarda il campo giocato e il calcio giocato, i complimenti da parte tua come DS, quindi coinvolto in campo, al giovane Cattolica che ieri ha vinto il campionato. Sì, Cattolica ha interpretato alla grande il ruolo di favorita che gli è stato dato non tanto dalla squadra che è una squadra forte con tanti giocatori forti che non elenco perché se elenco tutti i giocatori forti del Cattolica finiamo la puntata, ma gli è dato dalla struttura, dal settore giovanile, dai tifosi, dagli impianti che sono fuori categoria per la promozione e fuori categoria per l'eccellenza, e questo gli ha dato davvero il vantaggio competitivo oltre al fatto di avere una squadra forte, perché la squadra forte può vincere qualche partita, ma per vincere i campionati c'è bisogno di un settore giovanile che permetta di dare ricambio ai giovani nel momento in cui ci siano dei fisiologici cali di forma, e il Cattolica ha un signor settore giovanile con tanti 99 bravi, di cui secondo me avranno bisogno e gli faranno tanto comodo anche al piano di sopra, ha tanti tifosi, io sono andato a vederla quando ha recuperato col Coreano la seconda giornata, aveva 200 tifosi il mercoledì, infrasettimanale in trasferta. Vuol dire tanto. Vuol dire tanto, però ci sono tante squadre che hanno tutto questo, che non vincono, che non fanno i playoff o che si inguaiano nella zona della retrocessione. Il Cattolica era favorito, l'ho detto l'altra volta, l'ho detto anche in precedenza, ha vinto, e siccome vincere è sempre difficile, sia che si sia favoriti che no, complimenti al Cattolica perché li meritano davvero. Io prima di farti parlare, Giacomo, scusami, Giovanni, sto guardando la classifica, siete quinti in questo momento ma siete solo a 3 punti dalla seconda, domenica c'è per l'appunto Giovane Cattolica, Cotignola, ma anche voi, non scherzate, Torconca, Ronco e Del Wais. A questo punto ti chiedo, preferiresti conservare il quinto posto oppure cercare di puntare fino all'ultimo, al secondo, cercando anche di approfittare del passo falso che potrebbe fare anche il Cotignola? In questo momento io penso che la classifica di promozione, anche guardando lo storico degli ultimi anni, sia una classifica anomala. Anomala perché c'è una quota playoff altissima, l'anno scorso il Del Duca arrivò quarto, quindi l'ultima classificata per i playoff, perché la quinta saltò per il differenziale di punti dalla Russia secondo con 56 punti. Adesso 56 punti li abbiamo noi, siamo quinti e mancano ancora 3 giornate e sicuramente con 56 punti ai playoff non ci si va. Quindi è aumentata la quota playoff ed è aumentata la quota salvezza, perché probabilmente ci vorranno più di 40, 41, 42 punti, e questo principalmente per 2 squadre. Per la Sampierana, che è una squadra che non doveva stare lì, Sampierana è una squadra che per la promozione di oggi ha giocatori, ha Giovannetti, Lanzi, Chiarini, 98. Categoria superiore sì, anche. È tornato Pippi che è andato nelle giovanili del Cesena, ed è una squadra che stava sottoperformando e adesso ha trovato la sua quadratura e sta alzando tanto l'asticella, andando a coinvolgere squadre come il Reno, come la Stella, che probabilmente in un altro campionato, in un campionato fra virgolette diciamo dall'andamento normale, potevano già pensare alla prossima stagione. E per quanto riguarda la zona playoff, probabilmente anche noi abbiamo contribuito ad alzare l'asticella perché abbiamo ottenuto una serie di risultati, una media punti elevata, che ha messo pressione alle squadre davanti a noi e che stanno a loro volta ottenendo risultati, perché il Pietracuta è sesto e ha 55 punti. Te lo stavo per dire, fine. Infatti domenica paradossalmente, approfittando di questi 2 sconti al vertice, Giovane Cattolica e Cotignola e Torconca, Ronco e Del Wais, il Pietracuta sarà ospite sul campo dei Gambettolo, che si può dire dopo la vittoria di ieri è praticamente salvo.
No, Gambettola è salvo, però non regala niente, non penso regali niente, è una squadra forte che ha perso qualche occasione per lottare per i playoff, perché non ha niente in meno rispetto alle altre squadre che stanno lottando dal punto di vista anche della squadra, dell'organico, dell'impianto. Riguardo alla domanda di prima, io non sono scaramantico e quindi non sono di quelli che la pensano. Seconda contro quinta e terza contro quarta. Sì, no, c'è anche la diceria che la seconda non va mai su, ma non è. Sicuramente essere secondi dà un vantaggio, ma sicuramente i playoff sono una partita secca con eventuali 30 minuti in più e quindi in una partita secca gli episodi pesano, si vede Riccione 2 anni fa che ha fatto 80 punti e poi ha perso col Castrocaro con un rigore e un'espulsione, che per carità ci sono, ma sono un episodio dopo un quarto d'ora, sugli episodi non si può lavorare bene a livello di squadra, staff, dirigenza, ed è quello che stiamo facendo e di cui sono molto contento. Poi chiaro che preferisco arrivare secondo che arrivare quinto, però pensiamo ad arrivare ai playoff, a giocarceli e poi se gli episodi si girano bene meglio. Aspetta Giacomo, perché adesso lanciamo prima il servizio della partita che sei andata a riprendere tu, tra l'altro ieri hai fatto delle belle immagini, non è vero, però andiamola a vedere lo stesso, ovvero il Gia Marina Gambettola. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Il Gambettola fa lo sgambetto in casa dell'Igea, firmando una vittoria che è meritata in virtù delle occasioni create nei primi 60 minuti di gioco. L'Igea si sveglia solo nel finale centrando anche un legno. Punizione di Leoni proprio a inizio partita, Poli chiude di testa in angolo con una deviazione provvidenziale. Il Gambettola si fa vedere nuovamente dalle parti di Rossi con una staffilata dalla distanza di Angeli che termina alta. Ancora Angeli scatenato sulla sinistra, ruba questa volta il tempo e palla a Comandini, si beve abbondanza e Poli per mettere al centro, Malfieri spreca tutto. Da corner velo di Toscano per Angeli che addomestica il pallone al centro area ma non inquadra il bersaglio. Squadra a riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa timido tentativo dell'Igea con un tiro di Bellavista centrale bloccato da Morelli. Poi la volta di Pirini che serve Carestia, l'attaccante si gira, mira la porta con la sfera che si spegne al lato. Dal corner Angeli nuovamente è il protagonista in area di rigore ma non trova lo specchio della porta. Sembra una maledizione ma così non sarà, ma prima Carestia impegna Morelli. Dall'altra parte ruba il tempo a Pirini e si presenta tu per tu con Rossi, Magnani freddandolo con i gol che vale la vittoria in esterna del Gambettola. Si aprono a questo punto gli spazi e la percussione di Berardi non viene premiata dal suo piede. L'Igea si sveglia tardivamente, dal corner arriva un pallone a Righini che prova a piazzare la sfera ma Morelli neutralizza respingendo il corner. La pressione locale prosegue con questa gran conclusione di Facondini che centra la traversa. Da una punizione di Righetti, Morelli è costretto a miracolo rifugiandosi in calcio d'angolo. L'ultima occasione del match arriva dalla bandierina con il tiro a botta sicura di Facondini, ma questa volta la conclusione è fuori misura. 0-1 e 3 punti che fanno felice il Gambettola. Ti faccio aggiungere la cosa che volevi dire, scusami Giacomo. Sì, no, io sinceramente volevo prima fare i complimenti a Giovanni, veramente mi ha fatto un'analisi, mi ha rubato tutte le parole che volevo dire di bocca. Ok, quindi sei licenziato ora, bene. L'unica cosa che volevo puntualizzare era, vabbè, mi associo ai complimenti al Giovane Cattolica, ha fatto un'analisi accurata e precisa della situazione Giovane Cattolica, ha tralasciato solo un piccolo particolare. Il piccolo particolare bisogna fare dei grossi complimenti a mister Mirko Giorgi perché l'inizio del Cattolica non è stato come la fine del campionato, l'inizio è stato molto problematico e i risultati non arrivavano. Con il subentro di Mirko Giorgi ha trovato la quadra della squadra ed è partito verso questa corsa che l'ha portato alla promozione. Mattia, come vi siete conosciuti tu e Giovanni? Solo sui campi da gioco oppure anche fuori c'è una forte amicizia? No, ci siamo conosciuti poco tempo fa per Natale, abbiamo organizzato un amichevole. Noi eravamo in ricerca disperata nel periodo della neve, non avendo sintetici di un amichevole. Loro ci hanno invitato, visto che abbiamo avuto il passaggio a dicembre del nostro portiere Simone Lusa dal Ronco a noi. E lì in quell'occasione ci siamo conosciuti, mi hanno fatto un amichevole e dopo ci siamo tenuti in contatto per i restanti mesi fino ad ora. Ecco, mantenete la vostra amicizia e state lontano da quest'uomo, lo dico subito.
Qui ci continuano a chiamare in diretta, ma noi non possiamo rispondere sul tablet, lo diciamo agli amici che ci stanno chiamando, non siamo un call center. Però andiamo a vedere il prossimo turno con il nostro Stefano Papini, così sentiamo anche un po' Giovanni. Giovane Cattolica Calcio Cotignola, Gatteo Igea Marina, Gambettola Pietracuta, Del Duca Reda, Torcunca Ronco e Del Wise, Football Cava San Pirana, Bellari Igea Marina Savanna, Tropical Coriano Savio, Reno Stella San Giovanni. Allora Giacomo, trasferte difficili per Igea e per quanto riguarda la Stella, che sono costrette a vincere per cercare di salvarsi, ma soprattutto, l'abbiamo già detto, Giovane Cattolica Calcio Cotignola, Torcunca Ronco e Del Wise sono i due big match. Quelli sicuramente i big match sono quelli che hai appena elencato, però l'Igea Marina ha la possibilità veramente di fare il colpaccio, perché il Gatteo ormai penso che abbia pochissime speranze, quindi una vittoria dell'Igea potrebbe veramente trasformarsi in una salvezza diretta. Allora tu Giovanni non sei scaramantico, Torcunca Ronco e Del Wise 1x o 2? 2. Ok, io me lo segno, poi dopo lunedì prossimo preparati perché le hai fatto i complimenti stasera caro Giacomo, quindi dovrai risponderli. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per 3 minuti esatti nella linea alla pubblicità, poi voglio sentire assolutamente anche il nostro Angelo per quanto riguarda la prima categoria e come sempre vi ricordo anche uno spazio dedicato alla promozione marchigiana con la nostra Veronica Lisotti che ci parlerà delle vicissitudini del Gabice, che purtroppo ieri è uscito sconfitto tra le mura amiche contro il Villa Musone e davvero questa sera la classifica si fa sempre più difficile e dura. Pubblicità. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Ridi, io te lo faccio in diretta, glielo puoi dire se glielo vuoi chiedere. Prego Alpini. A Giovanni? Certo. Certo che lo chiediamo. Parlavamo di playoff, quindi se il Ronco arriva ai playoff come penso che arrivi e merita di arrivare, ci sarà qualche rinforzo dell'ultimo minuto per affrontare questi playoff o siete a posto così? Ma noi non abbiamo preso giocatori a caso, come magari si sente dire da fuori, dove è sempre più facile parlare. Noi abbiamo preso solo giocatori che hanno già giocato con Montalti, conoscevano il modo di giocare di Montalti e quindi si sono inseriti sia perché sono dei professionisti, dei ragazzi splendidi, ma anche perché conoscevano già le metodologie del mister e d'allenamento e quello che chiede in partita, e quindi si sono inseriti nel gruppo in maniera splendida. Quindi penso che non possano arrivare giocatori che non sono mai stati allenati da Montalti. Insomma. Quindi i giocatori che sono stati allenati da Montalti sì. Quindi un bomber di un certo spessore allenato da Montalti ci può stare. Ma giocatori che ci possono stare sono tanti. Dopo Occhio che lui ti sta per chiedere di comprare anche il Bellaria. No, un Bellaria, ma un ex Bellaria ci potrebbe stare. Sono tanti gli ex Bellaria. Andiamo avanti signor Alpini, andiamo avanti, che qui dopo andiamo a farti una bella domanda sul campionato marchigiano, che tu sei molto preparato sul campionato. Allora, andiamo a vedere risultati e classifiche della prima categoria Girone H. Risultati, grazie a Stefano Papini: Vis Misano Alta Valconca 2-1, Morciano Bagno di Romagna 2-1, Valle Savio Colonnella 0-2, Verrucchio Granata 3-3, Santermete Junior San Clemente 2-0, Real Miramare 0-3, Atletic Poggio Riccione 1-2, Bacchia Cesenatico Vis Nova Feltria 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al comando troviamo il Nova Feltria a quota 50. Ricordiamo che il Morciano deve giocare contro il Real Miramare, gli saranno assegnati 3 punti domenica prossima, quindi Morciano quota 49, poi Santermete 47, anche il Santermete deve avere i 3 punti con Real Miramare. Quarto posto Vis Misano 43, Atletic Poggio 40, Verrucchio 39 insieme a Valle Savio, Granata 37, Riccione 36, Alta Valconca 35, Bacchia Cesenatico 34, Colonnella 25, Miramare 24, Junior San Clemente 20, Bagno di Romagna 19, Real Miramare ovviamente già retrocesso, quota 0 punti. La disperazione in termini calcistici, Angelo, sta che se c'era ancora un intero girone da poter giocare, sicuramente Bacchia sarebbe entrato in zona playoff. Posso rispondere come Gattuso? Sì, puoi rispondere come Gattuso. Puoi rispondere come Gattuso. Se c'erano 3 palle, eravamo tutti dei flipper, però vabbè. Io penso che il percorso di crescita sia netto, evidente, sotto gli occhi di tutti. È la base su cui ripartire. Dobbiamo mangiarci le mani, secondo me, perché abbiamo buttato via tantissimi punti in partite dove veramente le avevamo già sistemate, erano solo da chiudere, ma anche lì un po' di sfortuna, un po' di peccati di gioventù non l'abbiamo fatto, e oggi facciamo i conti con una classifica che è più di rimpianti che non delle soddisfazioni, anche se alla fine qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Credo che non abbiamo perso 2 partite con nessuna squadra, quindi vuol dire che ce la siamo giocata veramente con tutti. Santermete una vinta e una persa, con Nova Feltria due pareggi, abbiamo pareggiato a Morciano, quindi anche con le primissime vuol dire che anche con quelle sopra ce la siamo giocata alla grande. Angelo, una domanda che sto facendo un po' a tutti, la chiedo ovviamente anche a te che sei protagonista in campo. Chi vedi favorito per la vittoria finale? Vis Nova Feltria, Morciano e Santermete, e da avversario chi delle 3 ti ha impressionato di più? Allora, l'ultima contro cui abbiamo giocato, ovviamente a parte il Nova Feltria domenica, il Santermete, che ci ha dato veramente una lezione di voglia di vincere le partite, perché ce l'ha detto il mister quando abbiamo parlato dopo la partita, è emblematico il secondo gol che ci hanno fatto, sono ripartiti in contropiede in 7, ma con la voglia di far gol, e quindi li ho visti molto determinati e mi hanno fatto veramente un'ottima impressione. Forse come giocatori ha qualcosina in più il Morciano, davanti ha una scelta pazzesca, 7-8 attaccanti, possono giocare tutti, sì, fortissimi tutti quanti, quindi credo che il Morciano sia quella meglio attrezzata, la più grintosa il Santermete, e il Nova Feltria lo vedo un attimo impaurito, anche forse a causa delle mancanze che ha, insomma il fatto che sia fuori Stefanelli, giocatori importanti, forse sono arrivati al momento clou con qualche mancanza di troppo, e quella è anche sfortuna, perché la squadra che ho visto all'andata non è la squadra che abbiamo visto domenica. Questa è un'importante riflessione la tua, infatti proprio qui volevo arrivare e mi dai l'assist per lanciare il servizio della partita che ti riguarda, ovvero Bacchia Cesenatico Nova Feltria.
La pareggita nel girone di ritorno ha condizionato l'ottimo andamento del Nova Feltria visto nel girone d'andata. La zona al 90° fa male come a Nova Feltria, perché se è vero che a Cesenatico non è andato in vigore alla massima espressione calcistica degli eroi di Achille Fabbri, con maggior malizia in più e magari con qualche calcetto di troppo la partita si poteva portare a casa. Avrebbe ricriminato i Bacchi e non poco, perché a giudicare anche dall'andamento del match gli uomini di Bertazzini partono forte quando gamba corta, figlio d'arte, alza la mira. Ma il pressing dei centrocampisti di casa si mostra efficace ed ecco che sul lato destro Quarta innesca la quarta, serve Mazzarini che da terra imita il terzino messicano inizio anni 2000, Blanco, trattenendo il pallone in area di rigore. Sarebbe fallo, l'arbitro lascia proseguire con la sfera poi gettata in corner dalla retroguardia ospite. Più avanti arriverà il fischio del direttore di gara, in questi casi si dice meglio tardi che mai. Ancora lo scatenato Mazzarini reca scompiglio, pallone gettato al centro e preda di Quarta che cerca l'Eurogol senza trovare fortuna. A quarto d'ora lo scambio Milzoni-Quarta porta la pallombella di Onofri, Semprini non si fa sorprendere. Il Cesenatico continua a produrre, Quarta serve Magnani che da posizione defilata spara alle stelle. Ma al 23esimo il Nova Feltria, più ovvero a fondo, passa. La coppia Raffaelli-Bettini viene premiata quando Raffaelli disturba Angelini, il quale ripiega su Cialotti. Il terzino si addormenta permettendo a Raffaelli di scambiare con Bettini, traversone smorzato da Angelini con Dominiconi che atterra dentro l'area di rigore proprio Raffaelli. Rigore netto dagli 11 metri, il capitano Rinaldi non sbaglia portando ad 8 il proprio score di gol in stagione. Il Cesenatico da rimessa laterale tenta il pari, Farabegoli di testa appoggia involontariamente sui piedi Mazzarini che in girata alza sopra la traversa. In contropiede Nova Feltria potrebbe far male l'asse Bettini-Raffaelli e segue uno scambio di cortesie. Tiri tu, tiro io, altrimenti mi offendo, ed ecco che Domeniconi ringrazia intervenendo a salvare un quasi gol. Un altro figlio d'arte, Angelini, chiama la respinta di Bacher da calcio piazzato il portiere Semprini. Il finale di prima frazione è tutto di marca giallo-blu. Cupi scarica su Farabegoli, centrocampista ex di turno, avanza e deposita la sfera sui piedi Gori, che chiama Russo all'intervento distinto. Un minuto più tardi proprio Russo deve ripetersi, Cupi innesca Raffaelli, colpo di tacco all'indietro per la corrente Bettini, che scarica il tiro del raddoppio addosso a quest'ultimo. Nella ripresa si ammirano solo calci piazzati. Iniziamo da questo di Angelini, con Semprini chiamato alla presa. Altra punizione di Angelini, respinta questa volta dalla barriera sui piedi del neoentrato Stefano Magnani che conclude al lato. L'altro Magnani invece da calcio piazzato getta la sfera direttamente in tribuna. Angelini è più preciso con Semprini che è costretto a respingere. Lo stesso Angelini al 90° getta la penultima chance sopra la traversa. Ma al 91esimo la frittata è fatta. Apertura per Quarta, il migliore dei suoi fa fuori Arapi e mette un piede in aria mentre l'altro viene a sbattere contro quello del neoentrato Sebastiani. L'arbitro ben appostato decreta il penalty. Dagli 11 metri Semprini intuisce la traiettoria ma non riesce a negare a Magnani la 16ª per di stagione per l'1-1 finale che accontenta sì i padroni di casa ma non il Nova Feltria che da stasera vede il Morciano a una sola lunghezza, il Sant'Ermete a 3 e domenica si va in casa del Bagno di Romagna. Giacomo, io penso che i due rigori ci fossero tutte e due, no? Sì, penso proprio di sì. Cioè, anche i difensori vedo che nessuno dei due ha neanche provato a reclamare, quindi penso proprio di sì. Angelo, ieri secondo me, l'ho detto anche nel servizio, anche nella ripresa si sono visti solo calci piazzati ma ne avete battuti tutti voi, forse meritavate qualcosa in più rispetto a Nova Feltria. Ai punti l'avremmo vinta noi, però bisogna far gol quando hai le occasioni e forse nel primo tempo avremmo meritato, siamo andati, addirittura abbiamo chiuso in svantaggio, avremmo meritato di andare a riposo in vantaggio ma anche largo. Non siamo riusciti a far gol, siamo stati bravi nel momento dopo il rigore a contenere i danni. È andata anche bene che insomma quando hanno avuto le occasioni nitide magari abbiamo preso. Sì, no, è stato molto bravo perché nel primo tempo loro potevano chiuderla con quei due contropiedi dove uno tu hai, no anzi tutti e due tu hai respinto e sei stato pronto insomma alla parata. Quindi diciamo che abbiamo avuto le occasioni ma siamo stati anche bravi a non andare sul 2-0 perché sul 2-0 dopo chiaramente il secondo tempo sarebbe stata tutta un'altra partita. Secondo tempo abbiamo provato a giocarla e come facciamo ultimamente proviamo a giocare il pallone e questo ci sta premiando perché siamo molto spesso nell'altra metà campo, dettiamo noi il gioco e ancora una volta peccato che siamo arrivati solamente tardi a questo livello, però sì dai, ieri forse avremmo meritato qualcosina di più. Ti voglio fare questa domanda nel contesto cesenatico. Sentendo i giocatori del Misano, anche a telecamere spente, mi dicevano che loro giocano a Misano in due campi.
Perché faccio questa premessa? Gli stadi più belli della prima categoria, a mio avviso, quello vostro è il più bello, secondo posto metterei quello di Misano, però quelli di Misano giustamente mi dicevano è bellissimo giocare in questo stadio, però sai, se hai un palcoscenico che potrebbe essere un'eccellenza, quindi una categoria superiore, c'è più gente ed è bello giocare in uno stadio del genere con tanta gente. Giocare in uno stadio importante come quello di Cesenatico, numeri alla mano credo che faccia su 4.500, uno stadio da Serie D per intenderci, anche da Serie C2, Serie C, dà stimolo a giocarci con 50-60 presenze oppure no? Allora, giocare in uno stadio è sempre bello, partiamo da questo presupposto perché è bello, dà soddisfazione e giocare credo in una squadra che rappresenta una città grande come Cesenatico è un motivo di orgoglio, almeno per me lo è, ma anche per tutti i miei compagni. E quindi è giusto che la squadra di Cesenatico, la prima squadra di Cesenatico, giochi nell'impianto più importante che è lo Stadio Moretti. E sì, qualche volta sembra di giocare in una cattedrale nel deserto, può dare questa sensazione, però sinceramente io credo che quella è la nostra casa ed è giusto che giochiamo lì. Peraltro noi al PEP abbiamo un campo bellissimo che probabilmente come fondo è anche più bello di quello dello stadio, però è un campo normale. Il fatto di giocare in una squadra che rappresenta una città è giusto che la squadra giochi nello stadio di quella città. Sì, sposto il tuo concetto e mi trovi d'accordo, è quello che ho risposto anch'io ai ragazzi del Misano. Benissimo, allora adesso andiamo a vedere il prossimo turno con il nostro Stefano Papini. La foto, bravissimo Stefano. Giacomo, ti chiedo di fare dei piccoli saluti e comunque gli auguri di buon compleanno a un'amica. Chi è? Vediamo un po'. Quale dei tre? Dai, proprio. Ah, quella centrale, sì. Auguri Lisa, però noi la torta non l'abbiamo vista. Sì, perché Tirchio come sei neanche la torta gli hai fatta a lei, bravo. No, la torta ce la doveva portare lei. No. Chi è che compie gli anni? Mi ha sorpreso però che tu non hai chiesto a Giovanni se, quando ho fatto la domanda ad Angelo, se l'anno prossimo potrebbe acquistare uno stadio per il Ronco e del Wise. Non gli hai fatta questa domanda, eh? Gliela chiederò dopo, privatamente. Ti ha guardato male. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno. Bravo Stefano dalla regia che mi hai ricordato della foto. Auguri ovviamente alla nostra Lisa, dirigente del Nova Fete Calcio. Alta Valconca Athletic Poggio, Riccione Bacchia Cesenatico, quindi Angelo, questa è un'altra sfida bella in un altro stadio di via Arezzo, non è lo stadio principale della FIA Riccione. Poi troviamo Morciano Real Miramare, gara già vinta a tavolino, Miramare Sant'Ermete, quindi Sant'Ermete va ospite sul campo di una squadra che si deve salvare, Granata Valle Savio, Junior San Clemente Verrucchio, Colonnella Vissimisano rilanciato in classifica zona playoff, Colonnella invece che vuol salvarsi, 5-6 punti dietro appunto il Bacchia Cesenatico, Bagno di Romagna Nova Fetta, la capolista è attesa in un campo molto difficile. Bene, questo è un po' il punto della situazione. Giacomo, sei pronto per entrare nelle Marche? Sì, prontissimo. Perché tu, ridendo e scherzando, hai sempre tifato per il Villa Musone e ieri è andato a fare lo sgambetto proprio sul campo della nostra Veronica Lisotti al Gabice Gradara Calcio. Quindi... Tifato, è una simpatia, il nome che mi portava, che mi era simpatico. Guardi, in maniera molto affettuosa diciamo che sono cavoli tuoi con Veronica. Andiamo avanti, andiamo a leggere i risultati e classifiche. Passatempese Camerino 2-1, Mondolfo Senigallia 2-1, Sassoferrato Filotranese 0-1, Porto Recanati Laurentina 3-1, Nuova Real Metauro Moia Valesina 0-3, Olimpio Marzocca Usimana 2-1, Cantiano Valfoglia c'era scritto 15-4 2018 alle 15:30, quindi risultato che non è pervenuto. Gabice Gradara Villa Musone 1-2. 2-0 mi dice Baldisserri dalla regia, benissimo, grazie. Porto Recanati 47, Sassoferrato 46, facci vedere la classifica Stefano Papini, grazie. Olimpio Marzocca 44, Filotronense 42, Mondolfo 41, Camerino 41, Osimana 39, Valfoglia 38, Senigallia 34, Passatempese 32, Laurentina 30, Gabice Gradara 29, Villa Musone 28, attenzione con il risultato prevenuto dal nostro Renzo Baldisserri, il Cantiano ha agganciato proprio Villa Musone a quota 28, Moia Valesina 19, Nuova Real Metauro 11 punti. Allora Giacomo, io direi innanzitutto cambio al vertice con il Sassoferrato che è stato superato dal Porto Recanati e l'Olimpia Marzocca si avvicina anch'essa alla vittoria finale a 3 punti dalla capolista. Però andiamo a vedere prima quello che è successo sul campo della nostra Veronica Lisotti tra Gabice Gradara e Villa Musone. Scontro diretto di bassa classifica al Magi, dove il Gabice Gradara ospita il Villa Musone del neotecnico Finocchi. Gara non entusiasmante che si ravviva nella ripresa in cui gli ospiti conquistano l'intera posta in palio.
Rossoblu troppo tiepidi, ritrovano Santucci e Marchetti, bene Grandicelli e Simoncelli, quest'ultimo segno. A disposizione anche il nuovo volto Cristian Maccagno, ma non basta per lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica. Si parte al 12° angolo per i maceratesi, a correggere di testa Ortolani, sfera out. Ancora ospite al 14° Rasoterra, preda di Palazzi, al 19° avanti i locali Pratelli su punizione inzuccata di Ferrani, alta. Al 31° ci prova Muratori da calcio piazzato, stessa sorte, minuto 35 Menghini, si rinnova Palazzi a protezione, sempre Villamusone a menare le danze al 37° colpo di Mascambruni non preciso, Gabice Gradara al 41°, altra punizione Pratelli fa la barba al legno. Si passa alla ripresa, al 5° minuto Villamusone in vantaggio, discesa sulla sinistra di Tonuzzi che serve centralmente la corrente di Guori, lasciato libero di colpire sotto porta. 4 giri di lancetta più tardi, i giallo-blu calano il bis, Liguori ruba palla nella tre quarti, corridoio per Tonuzzi che si insinua tra le maglie della retroguardia locale e con il piatto deposita sul secondo palo. Il Gabice Gradara accusa il colpo e fatica a reagire, rischia addirittura il tris. Al 14° da calcio d'angolo Ortolani di testa, Palazzi salva con la falange. Ancora Villamusone al 29°, pericolosa, ancora Palazzi ad intervenire. Al 31° spazio per i locali, Rossi serve il neoentrato Marchetti, sfera che sfila a lato. Al 36° in luce Santucci, serpentina e cross al centro, sfera Marchetti, Simoncelli, anticipato di un nulla. Il Gabice Gradara prova a tornare in partita al 38° Grandicelli, sul secondo palo Santucci di testa, sfera deviata in angolo. Al 43° angolo rosso-blu, volo di Grandicelli che va a segno, il direttore di gara ravvisa però un fallo e annulla la rete, veementi le proteste dei locali. Minuto 45, Santucci al centro, Simoncelli, invito per Rossi che prova la conclusione, Simoncelli sotto porta, sfera che con la complicità dei difensori giallo-blu carambola in rete. Villamusone 2, Gabice Gradara 1. Non rimane altro tempo per provare a invertire le sorti del match. Al Magi Villamusone batte Gabice Gradara 2-1. Difficilissima classifica Gabice, 29 punti contro la terzultima che ne ha 28 in questo momento. No, sicuramente è una sconfitta che fa veramente male. Adesso, a parte gli scherzi di prima, perdere contro una diretta rivale per la salvezza in casa fa veramente male. Adesso, viste le immagini, rimane il dubbio di quel gol annullato, non ho visto il fallo sinceramente, però dopo almeno gli ultimi 2 risultati che avevamo portato 4 punti non mi aspettavo questa caduta, soprattutto anche perché il Villamusone era in un periodo negativo, è stato esonerato anche l'allenatore, quindi si poteva approfittare di questa situazione e si doveva approfittare di questa situazione. E domenica, tra l'altro, con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere il prossimo turno. Il Gabice Gradara sarà impegnato sul difficile campo del Senigallia, poi avremo un altro scontro importantissimo, Filo Trannese e Mondolfo che si giocano il quarto e il quinto posto, poi andiamo via dicendo con l'Olimpia Marzocca, la terza in classifica, che va ospite sul campo del Cantiano che si deve salvare, Olimpia Marzocca che deve vincere il campionato, poi Osimana passa a Tempese, anche questa è una bella sfida, Moie Valesina Porto Rocanati, poi Moie Valesina Porto Recanati, Osimana passa a Tempese Derbissimo, Moie Valesina Porto Recanati, Villamusone Sasso Ferrato. Questo può essere un turno favorevole al Gabice, perché vedo che le ultime in classifica giocano contro le prime, quindi ci può essere qualcosa a favore, però bisogna fare il risultato sicuramente. E bisogna buttare, come direbbe Baldisseri, il pallone dentro la rete, perché altrimenti le partite non si vincono. Sì, non solo uno, perché vedo che uno l'ha buttato, bisogna buttarne di più. Bravissimo, bravo Giacomo. Direi che sei preparato, sei stato promosso, bravo, bravo, bravo. Allora andiamo a salutare gli ospiti di questa serata perché siamo addirittura d'arrivo. Questa sera abbiamo capito che Giovanni comprerà lo stadio a Ronco e del Weiss, che praticamente Mattia sarà il nuovo allenatore del Ravenna Calcio e Giacomo Alpini acquisterà il Bellaria Calcio. Va bene, a parte gli scherzi li ringraziamo. Iniziamo dalla mia sinistra, grazie a Giacomo Alpini. Grazie a te, ciao a tutti. E lunedì prossimo la bella notizia che possiamo dare agli spettatori è che tu sarai sostituito da Baldisserri, quindi non ci sarai. Poi andiamo a salutare il tecnico della Fonsine, Mattia Gori. Grazie a voi.
Grazie a Giovanni Alcerati, DS del Ronco e del Weiss. Ciao a tutti. E grazie ad Angelo Russo, portiere del Bacchia Cesenatico. Ciao a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto sulla festa del Rimini Calcio e sulla promozione di ieri. Grazie.